La malattia di Alzheimer, più comunemente conosciuta come demenza senile, è una patologia degenerativa per la quale non è ancora stata trovata una terapia risolutiva e alla quale si può far fronte principalmente con la prevenzione. AVMAD, Associazione Veneto Malattia di Alzheimer e Demenze Degenerative, e Rindola, Centro per la Simulazione Cognitiva, Creativa e Sociale per la Terza Età, con la collaborazione anche di Confartigianato Persone, hanno organizzato una serie di incontri a partire da martedì 24 novembre. Sentiamo. In base all'ultima rilevazione del Censis, relativa al 2006, sono almeno 520.000 le persone colpite dal morbo di Alzheimer e si calcola che nel 2010 saranno 35 milioni coloro che ne soffriranno in tutto il mondo. Un numero in costante aumento e che acquista maggiore rilevanza e drammaticità se si considera che ad affrontare il disagio di questa malattia non sono solo le persone che ne vengono colpite, ma anche i familiari e gli assistenti. Negli ultimi anni la cura della demenza senile ha fatto passi da gigante ed è ormai scientificamente dimostrato che moltissimo si può fare con la prevenzione per ridurre e rallentarne gli effetti. A questo proposito, il ciclo di incontri proposto da AVMAD e Rindola, con il patrocinio del Comune, IPAB e ULSE 6 di Vicenza e con la collaborazione di Confartigianato Persone e ANAP, cercherà di affrontare a 360 gradi l'universo Alzheimer per fornire informazioni utili a chi è direttamente toccato dal problema. Dall'alimentazione all'igiene personale, dal sistema di assistenza territoriale alle forme di tutela della famiglia, una serie di esperti offrirà utili informazioni. Arianna Ferrari, responsabile del Centro per la Terza Età Rindola. Quali tematiche verranno affrontate in questi incontri e perché è importante seguirli? Nella prima tranche di serate i relatori che rappresentano i vari servizi a cui appartengono, quindi Comune, ULS o IPAB, presenteranno i loro servizi e quindi daranno modo alle persone di capire come accedere a questi servizi. Nella seconda tranche di serate invece i relatori si addentreranno su tematiche che riguardano prettamente la gestione della quotidianità del paziente affetto da demenza. È importante seguire queste serate perché pensiamo che i soggetti che fanno parte del progetto di cura, quindi associazioni piuttosto che enti, piuttosto che familiari, debbano conoscersi. Conoscendosi possono dare strumenti molto più efficaci ed efficienti per la gestione del malato e soprattutto per rispondere ai bisogni di queste famiglie. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 24 novembre. Tema dell'incontro: i servizi sociali a Vicenza, il presente e le prospettive. Sentiamo Ivano Varo, vicepresidente dell'AVMAD. Le famiglie spesso hanno difficoltà a reperire informazioni, i servizi spesso hanno difficoltà a intercettare i problemi delle famiglie. Abbiamo pensato di organizzare un'iniziativa che metta insieme queste due esigenze, che sia utile da ambo i punti di vista, nel senso di creare opportunità di conoscenza sia per la famiglia che deve trovare spunti corretti e informazioni corrette per i servizi e quindi le modalità di accesso e la fruizione degli stessi, sia per gli enti che hanno bisogno di capire il perché la gente scarichi i problemi appena arriva a parlare con il primo interlocutore che magari non è nemmeno quello corretto di tutto il sistema. Continua con questa iniziativa l'impegno di Confartigianato Persone per combattere una malattia che ogni anno, sempre secondo il Censis, colpisce 80.000 persone nel nostro paese. Sentiamo il coordinatore nazionale di ANAP Confartigianato Persone, Carmelo Rigobello. Nell'area del sociale si integra fondamentalmente un po' quella che è la filosofia anche dell'impresa che pone la persona al centro, sia che trattasi di titolare che di collaboratori o di dipendenti. Allora il partecipare a questa iniziativa è sicuramente non un grande sforzo ma uno sviluppo di quello che è un po' il nostro modo di pensare. Ecco. Credo che sia un'iniziativa importante soprattutto per due ragioni. Una perché a monte ha una progettualità che si sta traducendo proprio in un percorso, in questo ciclo di servizio proprio operativo. E l'altro è l'aspetto che partecipano tanti attori, quindi quando c'è un'iniziativa dove abbiamo sia elementi istituzionali sia il volontariato, credo che sia un'iniziativa che abbia già tutti i presupposti per avere un importante successo.